Rieccoci all'ultima parte del Sindaco Risponde, appuntamento del martedì 19:30, 20:30. Vi ricordo che non siamo in diretta, siamo in registrata, la registriamo un paio d'ore prima, quindi i messaggi non ripassiamo in questa puntata, ma li passeremo nella prossima, che non ci saremo perché il 25 aprile sarà festa, quindi saremo all'altra. I numeri per mandare i messaggi sono 345 334 1171, mentre le mail il sindaco risponde @gruppotv7.com. Senta, la città di Padova è una città dove ci sono parecchi cinema e quasi tutti oramai dismessi, da Concordi, ovviamente l'Altinate, il Mignon che è quello sotto in via Altinate, è chiaro che sono dei privati. Com'è la situazione sotto questo punto di vista? Perché molti dicono è brutto vedere una situazione degenerata, se si può fare qualcosa, se si potrà fare qualcosa. Beh, il cinema sono praticamente tutti chiusi, so che ha riaperto da poco una sala di Rimini, però devo dire che con varie trasmissioni, emittenti televisive è cambiato moltissimo, per cui sono pochissimi i cinema, funziona ancora dove c'è il volontariato, per cui non hanno costi di gestione molto elevati, ma gli altri sono in grossa difficoltà ed è un peccato, perché personalmente a me piace moltissimo andare al cinema. Il cinema sono in grossa difficoltà, tutti quanti. Deve essere la battaglia chiusa. Ma per esempio via Altinate è un privato, però è un privato che deve gestirlo. Ma si diceva che potrebbero nascere dei ristorantini. C'è stato portato all'attenzione dell'amministrazione comunale una società che è intenzionata a chiedere al proprietario di acquistare l'immobile per trasformarlo in un altro tipo piccoli ristoranti e via dicendo. Devo dire che mi sarei non interessato di più, perché avere questo immobile chiuso in una zona sedentaria di Padova è veramente un buco nero. Ho provato a risolvere nel tempo, non sono mai riuscito. Penso che qualsiasi cosa sia positiva rispetto ad avere uno stabile molto importante chiuso. Lo so, sotto l'aspetto culturale molti contestano, però fino a prova contraria, se non c'è aspetto culturale sotto l'aspetto che si va a compattarsi con l'aspetto economico, non c'è soluzione. Auditorium? L'auditorium, a grandi linee abbiamo trovato la soluzione, per cui dopo che la sovrintendenza ha detto no, non si può fare alla Prandina, penso il 99% avrà sistemato l'attuale, per cui quello via Cassano, con l'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio. Per cui quando cominceranno i lavori, non lo so, cominceranno a fine anno, però va sistemato quello. Si tratta di trovare, per il periodo che serve per mettere a posto l'auditorio, che vuol dire 3-4 anni, perché un cantiere difficile e molto complicato, vuol dire trovare una logica di sala alternativa che oggi abbiamo identificato nell'MPX, però dobbiamo fare i lavori, dobbiamo adeguarlo, dobbiamo acquistarlo. Non è facile, stiamo cercando di risolvere il problema. E una cosa positiva bisogna riconoscere è che sta funzionando alla grande il centro Crocanessi. Molto, molto positiva, devo dire che non bene, benissimo. È stato merito anche di passate amministrazioni che hanno investito in questo. Devo dire che meglio di quello che pensavo, onestamente. Stanno molto bene, bisogna implementare i servizi, nel senso moltissime volte eventuali sono gare per quanto riguarda convegni internazionali. Qualche volta o spesso volentieri perdiamo la fiera, perde la gara perché non ha l'albergo vicino. Per cui come amministrazione, come Padova Hall, come fiera, stiamo cercando di dare proseguo al piano che è stato fatto a suo tempo, piano strategico, fare l'albergo più velocemente possibile, un albergo da 300 posti letto, in modo tale da aiutare il centro congressi. Ma in quella zona lì ci sono degli alberghi anche che hanno abbastanza disponibilità di camere, insomma? No, siamo all'80% di occupazione. C'è il Giotto, adesso non voglio fare i nomi per no, sì, no, ma siamo all'80%, con il turismo siamo all'80% di occupazione, per cui c'è necessità di alberghi. Certo, senta, lei ha accennato la fiera, come sta andando nel suo complesso?
La fiera è un argomento molto difficile in cui spesso volentieri i miei amici del Consiglio Comunale addebitano a me le responsabilità. Io le accetto perché è vero, però a suo tempo, quando sono stato eletto sindaco, la logica economica era chiudere la fiera. Ovviamente non me la sono sentita di fare e sono contento della decisione che ho preso. La fiera è cambiato il mondo delle fiere. Sono pochissime fiere che vanno bene, penso una sola in Italia, a Bologna. Bene vuol dire non perdere soldi, funziona bene. Per quanto Perde riguarda... anche Verona, quindi? So che una fa utile positivo, per cui non mi ricordo. È un argomento difficile. Noi abbiamo una fortuna che siamo in centro a Padova, molto vicino al centro. Bisogna far sì di attuare il piano strategico, che vuol dire nessuna università sta costruendo il fondo di 4.000 posti per ingegneria, che è stato anche qua fermato da un ricorso, se non sbaglio. Non vogliamo fare albergo, vogliamo potenziare il centro congressi in maniera anche sotto l'aspetto della vivibilità. Io spero anche la famosa Arena Musica riuscire a fare questa, che cambierebbe veramente Padova, ma in maniera diversa. Quello è stato fatto a suo tempo, era stato previsto con un finanziamento statale, questo non c'è stato, cercheremo di fare qualcosa. Secondo me abbiamo grosse possibilità. Chiaramente la fiera come bilancio quest'anno abbiamo chiuso in positivo, però in prospettiva non è facile, però c'è un impegno massimo con la Camera di Commercio a trovare la soluzione. Senta, Sindaco, l'anno scorso nel parlare nei progetti che erano stati fatti si diceva che il 2023 sarebbe stato nei primi mesi un anno molto critico, con delle difficoltà da parte delle aziende, difficoltà da parte di tutti i settori, e invece poi ti accorgi che inizia il 2023 e le cose vanno meglio del previsto. In virtù di questo, secondo lei ci sono più poveri a Padova o meno? Cioè, le faccio questa domanda: va tutto bene, molto meglio di quello che si pensava? E la domanda è: comunque Padova è aumentata la povertà? Secondo me sì. Nonostante che lo le cose vadano vedo bene. sotto l'aspetto richiesta del settore sociale, sono aumentati i poveri, sono più i nuovi poveri. È vero che va meglio di quello che si prevedeva, però ricordo che l'inflazione è a doppia cifra. L'energia elettrica sì, diminuirà, non è ancora diminuita, sotto l'aspetto pratico chi deve pagare la bolletta e via dicendo, per cui la situazione è difficile. Abbiamo dei sfratti spesso e volentieri, sia pubblico, sotto l'aspetto pubblico e privato. La situazione non è facile, assolutamente. Noi stiamo cercando di dare il massimo come comune, in collaborazione anche con la prefettura per quanto riguarda gli sfratti. È una situazione... Ma perché c'è questa povertà nel momento in cui c'è una crescita, dove si cercano ragazzi per lavoro, dove ne mancano molti, si cerca personale perché dal più disparato, iniziando nei ristoranti, cuoco, quello che lava i piatti, ad andare che guida gli autobus. C'è il discorso degli anziani, bassi stipendi, perché gli stipendi sono bassi, 1.200 euro, uno fa fatica a vivere, per cui cerca anche alternative. È vero che c'è richiesta di manodopera, non sempre viene assolta. Cioè, praticamente la povertà arriva più dalla parte dell'anzianità del soggetto. Non ho capito. Cioè dico, la povertà, mi diceva lei, perché siamo un popolo che ha molti anziani e purtroppo, quindi non hanno possibilità di ritornare a lavorare. E spesso volentieri con uno 50-55 anni che è espulso dal mondo del lavoro fa fatica a rientrare. Spesso volentieri cercano i giovani, purtroppo per fortuna. Certo. Per cui c'è questa richiesta. I stipendi non sono alti, per cui c'è un grosso turnover nelle aziende che cercano alternative sempre infrequenti, è cambiato lo stile di vita, sono cambiate le condizioni, il Covid ha cambiato il mondo. E quindi il Comune è sempre a disposizione per questi soggetti che ne hanno bisogno? Il Comune fa il massimo per quanto nel bilancio di previsione è stato tagliato moltissime risorse per quanto riguarda gli assessori. Al sociale è stato tagliato zero, nel senso bisogna mantenere il sociale e dare il massimo per quanto riguarda il sociale, perché
i nuovi poveri, sfratti, minori non accompagnati, abbiamo tanti problemi. Va bene, siamo in chiusura, grazie Sindaco di essere intervenuto, ricordo che la settimana prossima a festa non ci saremo, però vi ricordo i numeri per mandare i messaggi e le email, per i messaggi 345 334 1171, per le email il sindaco risponde @gruppotv7.com, vi lascio l'informazione di TV7, ai reporter e poi ai film della nostra emittente. Buona serata. Grazie.